Eder, Mech, Pallister. Sicuramente ci saranno delle spiegazioni e delle interpretazioni sia sulla data della morte e soprattutto quello che noi speriamo e siamo sempre estremamente confidenti che avverrà sull'interpretazione del quadro delle lesioni. Per quanto riguarda le interpretazioni, il pool dei consulenti della seconda autopsia non hanno mai riferito a noi cosa andranno a scrivere, quindi non so dire se sarà un'interpretazione conclusiva o meno. Vorrei soltanto puntualizzare che le indiscrezioni che sono uscite per correttezza per il professor Fineschi, che era collegato con il professor Bacci alla stessa, dove ero anch'io, quindi anche lui ha sentito chiaramente la richiesta della professoressa Cattaneo. Quella non è un'indiscrezione del professor Fineschi riferita a quell'incontro, questo sia chiaro, non è che è stata... Fineschi è un professore di altissimo livello, certo. Non avrebbe mai fatto una... È possibile sbagliare la data di morte di ben 20 giorni? No, assolutissimamente. Su questo siamo estremamente fermi e convinti che il tempo di giacenza di Liliana nel boschetto è stato depositato un occultamento finale la sera precedente. Vorrei dire che in questi anni sono tante le cose che sono cambiate, cioè pensare 3 anni fa con una richiesta di archiviazione per suicidio, io sarei stata qui oggi a parlare forse di omicidio, sarebbe suonato strano, quindi sono tante le cose che vanno riviste, rianalizzate e rilette con le conoscenze e con gli occhi di ora, questo è importante. Vorrei che non passasse il messaggio che siccome le lesioni non sono la causa della morte, le lesioni però non vuol dire sono poche, questo è importante, passi questo messaggio, perché ho la sensazione, magari mi sbaglio, che passando come non causa di morte vengano molto sottovalutati. Il quadro delle lesività su Liliana è importante. C'è anche il fatto che, voi l'avete detto anche tante volte, ma risottolineiamolo, che gli operatori di PG che arrivano, quindi vedono Liliana come lo vorremmo vedere noi ora fresco, no? Ci dicono non fa odore. Costantidines ci dice che 2, quasi 3 giorni un cadavere e dopo 24 ore, sdoganato il fatto che il boschetto non era una cella frigo, e questo l'abbiamo già capito, fa odore come. In più c'è quel modo di dire, no, sepa, loro lo vedono quel sangue che anche io ho visto anche nei sacchetti in seconda autopsia. I sacchetti della frutta che contenevano il viso di Liliana avevano i liquidi di Liliana, i fluidi ematici, quindi queste sono 2 cose. Tra l'altro c'è la stranezza, diciamo, se io per assurdo, Fabiola Giusti, pensassi ok, Liliana si è suicidata. Il cordino e i sacchetti ci vengono mostrati da Sebastiano essere in casa. Perché poi lei va a fare questo gesto estremo nel boschetto? E perché poi si suicida e inscena il suo suicidio? Perché sappiamo che il cordino e i sacchi neri non sono serviti a questo e in più non avevano le impronte. No, ma non c'è niente. Quelle lesioni non sono, come ci disse subito anche Barisani lì, non sono assolutissimamente compatibili con niente di accidentale, ma soprattutto il corpo di Liliana è pulito, non ci sono segni di cadute, assolutissimamente. Vorrei anche aggiungere un'altra stranezza, a mio avviso, riguardo al suicidio. Liliana andrebbe a scegliere il metodo più autoconservativo che esiste, perché con i sacchetti sappiamo che un tossicologico negativo è praticamente incompatibile, soprattutto con quei sacchi integri. Tu quando con un tossicologico negativo hai degli spasmi, ovviamente cerchi di respirare, perché ripeto, il metodo autoconservativo per eccellenza non si è gettata da un cavalcavia. Quindi anche questa è una grossissima stranezza. Ovviamente se il quadro delle lesività verrà interpretato come opera di terzi, omicidio, quella messa in scena, dobbiamo chiederci chi l'ha fatta, dobbiamo chiederci chi avesse un movente e dobbiamo chiederci chi ricevesse un profitto a far ritrovare Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.